La nuova formula dell'esame di maturità prevede per la prima prova 7 titoli, 2 analisi del testo, 2 temi d'attualità e 3 di tipo argomentativo. I brani proposti per l'analisi sono stati di Ungaretti e Sciascia. Per i temi d'attualità, 2 riflessioni sulle figure del generale della Chiesa, ucciso dalla mafia, e il campione di ciclismo Gino Bartali, per il suo impegno umanitario durante la Seconda Guerra Mondiale. I temi argomentativi partivano invece dai testi Istruzioni per il futuro, il patrimonio culturale e la democrazia che verrà di Tommaso Montanari, L'illusione della conoscenza di Steven Sloman e Philip Fernbach e La cultura italiana del Novecento di Corrado Stagliano. Abbiamo chiesto ai ragazzi quali testi e tematiche hanno trovato più stimolanti. Ho optato per la tipologia C, che parlava di un argomento sportivo, ovvero Gino Bartoli, il grande corridore, e mentre aiutava appunto gli ebrei ha salvato un sacco di vite, e quindi parlava principalmente questa tematica del rapporto tra lo sport, la storia e la società, e da lì ho cominciato a parlare di altri argomenti. Io, ho scelto la traccia sull'evento appunto della bomba atomica durante le prove su un atollo nel Pacifico, e poi c'erano altre prove sulla mafia e cose, temi abbastanza interessanti. Ho svolto il tema argomentativo e sono contento del lavoro che ho fatto. Ho parlato di Greta Thunberg, di Einstein, ho parlato riguardo all'argomento della bomba nucleare, ho parlato molto di attualità e sono contento del lavoro svolto. Come ogni anno, tante delle tematiche attese e ritenute possibili alla vigilia non erano poi presenti nelle tracce. Principalmente mi aspettavo qualcosa o sul muro di Berlino, visto che era 30 anni dalla caduta del muro, oppure sul clima. Le tracce sì, le pensavo più difficili, invece sono capitate tracce un po' più tranquilli. Mi aspettavo la traccia magari sull'inquinamento che non c'è stata la traccia su Dalla Chiesa. Anche magari come poesia un poeta come Leopardi, Giacomo Leopardi, L'Infinito.